Una città che ha saputo accogliere e ha saputo soprattutto creare una facilità di lavoro alla produzione. Treviso torna a fare da cornice alle indagini dell'ispettore dalle origini siriane Stucchi. In città sono infatti iniziate le riprese della seconda stagione della serie TV che vede protagonista Giuseppe Battistone nel ruolo di Stucchi, fine osservatore dell'animo umano che grazie alla sua capacità di indagare le dinamiche relazionali riuscirà ancora una volta a trovare la risposta per risolvere nuovi casi sempre più complessi. In un cast formato in gran parte da attori veneti, Treviso accoglie e sorprende ancora una volta. Non riesco forse a comunicarvi con la dovuta efficacia quanto sia importante per noi trovare una situazione, un luogo e un contesto che ci permetta di lavorare nel modo più efficace e sereno possibile. Ecco, qui tutto questo si verifica. E voi ci state offrendo davvero un'opportunità incredibile. Siamo reduci dalla prima edizione che è stata fantastica nei numeri, nella partecipazione e questa lo sarà ancora di più. Una città in grado di regalare scorci magici al punto da spingere il regista a cambiare all'ultimo momento le riprese. Come set, come luogo per girare un film, diciamo che è stupendo. Ancora non ha capito bene il cinema, quindi ancora ci sopportano. E quindi, ecco, come ho detto prima, ho trovato una location al volo e quindi la stiamo chiudendo. Una serie ispirata ai romanzi di Fulvio Ervas che guarda il film come ad un figlio che cresce. Vedere un figlio crescere, vedere un'idea nata 20 anni fa, camminare così tanto, raccontare Treviso, un territorio insomma, in cui, che amo, una città in cui insomma, si sta benissimo, mi fa molto piacere. Stucchi è stato realizzato con il contributo di Per Vesr del Veneto 2021-2027 e il sostegno di Veneto Film Commission. Avere sostenuto anche noi fortemente questa serie televisiva che ha un impatto, come sapete, un'importanza fondamentale per il territorio e anche per noi. In occasione della prima puntata, il sindaco Conte ha in serbo un riconoscimento speciale per Battistonna. Al pomeriggio consegneremo le chiavi della città a Giuseppe Battistone.